Nel 1991 aveva commesso un omicidio a Susegana e poi era fuggito facendo perdere le sue tracce. Per quasi 27 anni ha condotto una vita normale senza che nessuno riuscisse a ricollegarlo a quel delitto, anzi nel frattempo lui, di origini marocchine, è diventato anche cittadino italiano. Alla fine a risalire a lui sono stati i poliziotti della squadra catturandi della questura di Treviso che l'hanno arrestato ad Agrigento, dove viveva da tempo. L'Ekbir Suhair era molto cambiato, ingrassato, ormai calvo, via i baffi che portava in gioventù. Per identificarlo con certezza gli investigatori sono ricorsi anche a sofisticate tecniche di confronto tra le fotografie dell'epoca e quelle attuali. Claudio Di Paola, dirigente della squadra mobile di Treviso. Siamo arrivati ad individuarlo anche attraverso la collaborazione del Servizio Internazionale di Polizia che interagendo con le autorità del paese di origine, ovvero del Marocco, ci hanno confermato che l'uomo che stavamo ricercando era effettivamente quello individuato in provincia di Agrigento. Al di là degli effetti dei decenni sull'aspetto fisico, però l'immigrato ha continuato ad esercitare il suo mestiere di commerciante ambulante, si è sposato e ha avuto dei figli, ha persino continuato ad usare le sue generalità, giocando sul fatto che il suo in Marocco è un nome abbastanza comune e che l'anagrafe di quel paese nel recente passato non era molto precisa, è anche riuscito a regolarizzarsi ottenendo prima il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza. Il 31 luglio 1991 Suhair nella Marca durante una lite aveva colpito a morte con un oggetto contundente il cognato, anche lui marocchino. 3 anni dopo era stato condannato in via definitiva a 15 anni in contumacia perché fin da subito era risultato irreperibile. Quando gli agenti, insieme ai colleghi siciliani, l'hanno arrestato, non ha nascosto la sorpresa. Ancora Claudio Di Paola. Inizialmente ha riconosciuto se stesso nelle fotografie dell'epoca e successivamente ha negato ogni addebito, mettendosi a pregare. E la storia ha anche una morale. E che presto o tardi la giustizia fa il suo corso e giunge a compimento.